Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Secondo alcuni storici della canzone italiana, Bella Ciao fu cantata poco durante la guerra di liberazione. Ciò che è certo è che a partire dalla seconda metà degli anni 40, la versione partigiana di una melodia che affonda le radici nella tradizione popolare ha conosciuto una diffusione tale da renderla una sorta di inno semi-ufficiale della Resistenza. Durante le celebrazioni del 25 aprile 2019, però, Bella Ciao non risuonerà più in tutti i comuni della città metropolitana di Venezia. A Quarto d'Altino, ad esempio, o a Marcon, dove il sindaco Romanello schiva le polemiche ma non indietreggia. 25 aprile è sicuramente un momento di unione, riguarda la liberazione d'Italia, ma da questo possiamo dire tranquillamente che Bella Ciao non è un inno di unificazione. Viene strumentalizzato, a mio parere, in maniera forte da partiti politici e da coloro che invece vogliono far diventare il giorno della liberazione un momento di divisione sociale. In segno di protesta l'ANPI non parteciperà alle manifestazioni dei due comuni. L'invito è di cantare comunque Bella Ciao, anche se non prevista nel programma ufficiale. Romanello non si scompone, ma sicuramente non si unirà al coro. La canzone Bella Ciao non è attualmente nel nostro programma, se chi vorrà essere presente avrà voglia di cantarla, io non parteciperò a questo momento. Ma com'è che si è formata l'opinione che Bella Ciao sia un canto di pace? Per il semplice fatto che viene identificato da ANPI come altre associazioni combattentistiche come un vero e proprio inno. La mia sensazione è che anche quella che è la cultura che va insegnata ai nostri bambini, ai nostri alunni, deve essere prima di tutto spiegata adeguatamente e successivamente non imposto di cantare questa canzone, ma deve essere una libera scelta.